Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, buon sabato e allora subito iniziamo con la cronaca. Prima di collegarci con i nostri inviati e con le notizie della cronaca del nostro territorio, una notizia che leggiamo dal Gazzettino che riguarda un po' tutta Italia, la morte a 86 anni di Vittorio Emanuele di Savoia, era il figlio dell'ultimo re d'Italia, di Umberto II di Savoia, insomma una figura che nel bene e nel male ha caratterizzato anche questi nostri anni della Repubblica Italiana. È morto a 86 anni Vittorio Emanuele di Savoia. Andiamo subito nel nostro territorio con la notizia tragica di una 45enne che è morta dopo oltre 3 mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara. Una mamma di 45 anni morta all'ospedale di Dolo. Una morte sospetta secondo la famiglia, tanto che la procura ha aperto un fascicolo e ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo della donna. Madre di 2 figlie, la 45enne era stata punta nei pressi dell'abitazione di via Cavin di Sala a Milano a metà dell'ottobre scorso. Un'infezione che le aveva causato 5 giorni di febbre altissima, il ricovero nell'ospedale milanese nella quale era rimasta fino a poche settimane fa. L'infezione, pensate, le aveva causato prima una encefalopatia e poi una tetraplegia. Nella seconda metà di gennaio era stata trasferita dall'ospedale di Milano a una RSA di Stra in condizioni che, secondo il compagno della famiglia, non sarebbero state compatibili con questo tipo di struttura. La donna è rimasta 5 giorni prima di essere nuovamente portata in ospedale, stavolta a Dolo, dove è morta sabato scorso. Il PM ha disposto, come dicevamo, l'autopsia che è stata eseguita ieri, quindi c'è un'inchiesta in corso sulla morte di questa donna di 45 anni. Poi a Padova ricorderete il traslocatore schiacciato dal portone in Corso del Popolo, lo raccontammo proprio nei nostri telegiornali. A un anno da questo incidente mortale sul lavoro è stata aperta un'inchiesta, indagato l'amministratore di condominio. Diego Luison, 70enne di Brusegana, morì il 17 febbraio del 2023 schiacciato da un'anta di un grosso portone di legno che si era staccato mentre stava trasportando all'interno dei mobili durante il trasloco. L'infortunio mortale costato la vita al titolare della ditta di traslochi era avvenuto all'esterno di un condominio al Civico 1 di Corso del Popolo a Padova. Dopo un anno le indagini sono state chiuse, il pubblico ministero ha indagato per omicidio colposo con omissione l'amministratore condominiale. La consulenza tecnica sullo stato del portone di legno aveva rilevato una mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e tra i compiti degli amministratori condominiali c'è proprio l'obbligo di compiere atti di conservazione nelle parti comuni degli stabili. Le indagini hanno stabilito che il portone era caduto addosso al 70enne perché uno dei 2 perni di rotazione mancava e l'altro invece era ossidato e si è staccato. La tragedia era avvenuta perché Luison aveva aperto l'anta per far passare un divano. Il 70enne, rimasto schiacciato dal portone, morì sul colpo. Restiamo a Padova, dove è ancora forte l'eco dell'emozione della cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin, che abbiamo raccontato ieri. Rivediamo allora il momento. Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia. Dottoressa Giulia Cecchettin. Avrebbe sorriso Giulia indossando la corona d'alloro con il nastro rosso. Avrebbe stretto forte tra le mani il suo diploma di laurea, frutto di studio e impegno. Al suo posto ci sono papà Gino, la sorella Elena e il suo fratello Davide, commossi e orgogliosi, come Giulia sarebbe stata orgogliosa di se stessa. La immaginiamo così, mentre l'aula magna del Bo si riempie di applausi per questa studentessa a cui è stata strappata la vita. Giulia non c'è, ma ci sono la sua forza, la sua determinazione, riconosciuti con la laurea alla memoria, conferitele con gli onori che spettano ai grandi. Giulia era un primo violino, ovvero primo violino per noi docenti è il punto di riferimento quando facciamo lezione. Quindi individuiamo sempre una studentessa o uno studente che tra tutti può darci un feedback. Bene, Giulia era il primo violino. 11 esami superati nel 2023 e la scrittura della tesi dopo aver vissuto il dolore della perdita della mamma. Un elaborato sullo stato dell'arte e dello sviluppo dei costrutti innovativi per la rigenerazione dei tessuti della trachea. Uno studio pensato dopo aver visto gli effetti del Covid. Quello che mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare, estremamente corretto, il suo impegno, un impegno serio e costante.
e il suo atteggiamento gentile e attento verso gli altri. A Giulia verrà intitolata l'Aula Studio GIE del Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo. Lo ha annunciato il direttore Gaudenzio Meneghesso, che rivolge un monito a tutti i professori. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze, sulle donne della nostra società e nello stesso tempo posare lo stesso sguardo e aprirci all'ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili e andargli immediatamente incontro. Il nostro compito questo. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha ricordato le parole di Gino Cecchettin. Speriamo che questa pioggia possa nutrire il terreno delle nostre vite, possa fare germogliare frutti e che questi frutti siano l'amore, la pace e il perdono. Dottoressa Giulia Cecchettin, ora questa laurea è tua, lo era già quel 16 novembre quando tutti speravano di vederti entrare in aula per la discussione. E restiamo a Padova, Valentina Visentin, nella zona del Portello dove è stato affisso il papiro di laurea per Giulia. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, lo vedete? Eccolo il papiro che Giulia avrebbe letto subito dopo la discussione della laurea, attaccato come si fa qui a Padova a uno degli alberi lungo il Piovego. Siamo in zona Portello, al di là del fiume il Dipartimento di Ingegneria che Giulia frequentava, e molto probabilmente vestita con qualche travestimento deciso dagli amici, Giulia avrebbe letto questo papiro in rima con scherzi e ricordando aneddoti della sua vita. Questo è quello che avevano scritto gli amici, attaccando foto di Giulia nei suoi momenti a scuola, all'università, nei suoi momenti di spensieratezza. Giulia che è stata ritratta con un orsacchiotto in mano, i vestiti che lei preferiva e i tanti libri di letteratura come quello di Jane Austen, perché anche ieri è stato ricordato all'università che aveva una grande passione non solo per l'ingegneria ma anche per la letteratura, e proprio l'indecisione tra scegliere ingegneria o lettere era stata anche un momento di crisi da studentessa appena diplomata alla fine del liceo classico. Poi la strada per ingegneria e la decisione comunicata alla sua amica Giulia di iscriversi a lettere una volta andata in pensione. Quindi anche questo ricordo è stato condiviso ieri nella toccante cerimonia di laurea in Aula Magna. Nel nome di Giulia ci deve essere anche un futuro, lo ha detto la rettrice Daniela Mapelli, anche il direttore di dipartimento Gaudenzio Meneghesso, e nel nome della ragazza ci sarà intitolata un'aula, ma ci sono anche tanti premi che sono stati creati nel nome di Giulia. Tre di questi sono premi che sono stati istituiti dall'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Qui con me c'è la dottoressa Federica Sandi, che è segretaria e consigliera dell'Ordine. Dottoressa, perché questa decisione nel nome di Giulia Cecchettin? Perché vogliamo in tutti i modi fare qualcosa di concreto per prevenire la violenza di genere. Ogni anno l'Ordine è impegnato in progetti e a promuovere tutti quanti quei percorsi che possono far sì che si possa prevenire. Anche la borsa di studio in memoria di Giulia per prevenire la violenza del genere ha le migliori tesi di magistrali di psicologia che parlano di prevenzione alla violenza di genere. Può essere un modo per mantenere vivo questo tema tra gli studenti e nella comunità scientifica. Lo ha detto anche la professoressa relatrice di Giulia, la professoressa Silvia Todros, dobbiamo parlare nelle aule, lo ha ribadito il direttore di dipartimento, lo avete sentito nel servizio, Gaudenzio Meneghesso, perché ci deve essere la capacità, dottoressa, anche di intercettare non solo il disagio di una ragazza che si vede come Giulia, poi abbiamo raccontato con la cronaca, aveva subito queste pressioni anche psicologiche da parte del suo assassino Filippo Turetta, ma il professor Meneghesso ha detto dobbiamo anche intercettare i disagi dei ragazzi. Come si fa? Perché è anche da loro che si deve partire, soprattutto da loro. Io vorrei dare un altro spunto. I professori e gli insegnanti devono passare agli studenti l'apertura, cioè gli studenti devono sentire la loro disponibilità ad ascoltare i loro problemi, le loro difficoltà. Devono sentire che c'è un grande orecchio disposto ad ascoltare qualsiasi cosa per loro in quel momento sia di difficile di gestione, mettiamola così. Quindi più che intercettare, perché non vorrei vedere professori che fanno un po' gli investigatori, vorrei vedere dei professori che riescono a trattare ragazzi e ragazze, studenti e studentessi in maniera equa e far vedere com'è il rispetto tra ragazzi e ragazze, e professori che fanno sentire agli studenti
io sono qui e vi ascolto, se avete qualche problema io ci sono e posso aiutarvi a indirizzarvi dove è necessario. La tragedia di Giulia ha segnato effettivamente un cambio di mentalità e di pensiero sul tema della violenza di genere? Assolutamente sì, ma non possiamo dimenticarci tutte le altre donne che dopo Giulia e prima di Giulia purtroppo hanno fatto la stessa fine. Quindi Giulia è un simbolo, è il simbolo che ci ha detto: ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, non siamo a posto con questo tema, ma ce ne sono tante altre purtroppo che vivono la stessa situazione. Grazie dottoressa, e con l'immagine del papiro di Giulia Cecchettin noi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Allora risentiamo dalla cerimonia di ieri le parole toccanti del papà Gino. Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. L'orgoglio di un padre si mescola al dolore dell'assenza. Gino Cecchettin, nel giorno della laurea di Giulia, ringrazia la figlia che con la sua breve vita lascia un grande insegnamento. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria. Gino Cecchettin ha ringraziato per l'onore reso alla memoria di Giulia, ma il dolore per non vedere la figlia stringerla a loro pesa come un macigno. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Gino ricorda come Giulia fosse combattuta nella scelta della facoltà e di essere rimasto stupito per la sua decisione di seguire ingegneria. Lei che aveva una grande passione per la letteratura e il disegno. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore. Adesso torniamo nella Marca trevigiana. Abbiamo visto in queste settimane nel mirino gli autovelox, il noto Fleximan, poi anche i dossi nel mirino dei vandali, i parchimetri a Treviso. Ebbene, c'è anche chi se la prende con i cartelli dei limite di 30 km all'ora. Accade proprio nella Marca trevigiana, accade a Cappella Maggiore, dove si trova Lina Paronetto con Mattia Pizzaia. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui col sindaco Maria Rosa Barazza perché qualcuno la notte di giovedì ha ben pensato di salire sul trattore. Le tracce che ha lasciato sull'erba sembrano inequivocabili. Qui siamo in un punto d'asfalto. Siamo venuti qua perché è uno dei pochi cartelli rimasti parzialmente in piedi, che come vedete il comune ha fatto cinturare con questa fettuccia in modo che si faccia anche attenzione. Sindaco, questi cartelli erano stati posizionati da poco, parliamo di 5 cartelli stradali, evidentemente qualcuno non era d'accordo ma ha trovato questa maniera per manifestare. Sì, da pochissimo avevamo introdotto, ma dopo averla studiata per mesi, il limite 30 in alcuni tratti brevi di viabilità che presentano particolari criticità, o perché sono nelle zone in cui ci sono le scuole, i campi sportivi, e quindi c'è un flusso importante di pedoni, soprattutto di ragazzi, o perché ci sono strade che sono molto strette o che comunque non hanno lo spazio per la viabilità, quella degli utenti, dei pedoni, o perché insomma ci sono altre condizioni della strada che la rendono pericolosa, e in quei tratti abbiamo istituito il limite 30. Non appena istituito il limite, qualcuno ha pensato, in particolare in questa via per
perché nelle altre dobbiamo finire di metterli e anche non sono stati per fortuna toccati, e hanno pensato di tirarli giù. Ovviamente questo è un atto deplorevole in civile che costituisce reato, e per questo questa mattina abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri, la querela. La vigilanza ha portato tutto il materiale, le testimonianze raccolte e tutte le fotografie che ha fatto, e quindi poi indagheranno i carabinieri. Speriamo che trovino responsabile dell'accaduto, perché veramente non è tollerabile questo tipo. Io capisco che ci sia chi non è d'accordo e manifesta le proprie considerazioni, altro è prendere un trattore, venire e tirar giù i pali, perché questo è fuori da una convivenza civile, è fuori dalle regole, quindi è solo un atto delinquenziale, non può essere qualificato in altro modo. Guai a dare degli epiteti che li facciano sembrare dei Robin Hood, diceva prima, no? Allora qui siamo davanti appunto a un reato. Tra l'altro negli altri punti voi avete già rimosso, c'è un bel traffico tra l'altro, sindaco, ce ne stiamo accorgendo anche stando qua, e poi nella strada che è dietro al nostro Mattia Pizzaia sfrecciano a una certa velocità, alla faccia della campagna, insomma, ecco. Dove c'è il limite 50 peraltro, però come vede non stanno passando a 50 all'ora. Quindi insomma è un problema anche questo di agire. Non è l'unico strumento che abbiamo, quello di agire sui limiti di velocità, è uno che è un'azione che mettiamo insieme a tante altre che facciamo, comprese quelle di educazione stradale che portiamo avanti nelle scuole, e comunque faremo prossimamente delle serate aperte alla popolazione, perché io credo che questo problema si possa risolvere attraverso la responsabilizzazione di tutti gli utenti della strada, a partire da chi guida i mezzi, le auto, perché purtroppo sappiamo che c'è un grado di pericolosità sulle nostre strade elevato, che è determinato dal fatto che tutta l'urbanizzazione delle nostre aree si è creata nei decenni in modo a volte anche abbastanza disordinato. Non ci sono percorsi riservati nella maggioranza delle strade per i pedoni, per i ciclisti, e quindi bisogna prestare più attenzione. Purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, bisogna che nei punti più pericolosi andiamo più piano, perché se andiamo più piano diminuiamo il rischio, perché riusciamo a vedere prima e a frenare prima e a ridurre la distanza di fermata, eppure anche i danni sono minori ovviamente, perché dipendono dalla velocità. Però questa faccenda di andare più piano non sconfinfera proprio, perché voi avete avuto anche un dosso rubato. Sì, l'anno scorso in una strada, avevamo sempre residenziale dove ci sono tanti bambini, avevamo messo un dosso, di notte è stato sbullonato e portato via. Anzi, è il secondo episodio, perché 2 o 3 anni fa in un'altra zona ne era stato portato via un altro, quindi purtroppo sono fatti che sono già accaduti, che però veramente sono deplorevoli, non hanno ragione, cioè sono atti, come dicevo, delinquenziali, insomma delittuosi, perché sono reati, e non è questo il modo per casomai manifestare un dissenso rispetto a un qualcosa rispetto al quale però ci dovrebbero essere anche delle motivazioni, perché dobbiamo capire cos'è prioritario, la sicurezza o arrivare prima e correre per le strade. Ecco, la interrompo perché poi voi avete avuto anche un incidente mortale nel recentissimo passato, un pedone investito proprio in una di quelle zone che state adesso ponendo a 30 all'ora, e lei diceva ci fosse stato magari chissà. In quel caso il pedone ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, per cui già lui ha commesso, ha violato le regole, però in quel tratto anche l'altra auto arrivava ad una velocità probabilmente elevata, e questo ha creato poi l'effetto che è stato quello, purtroppo questo signore ha perso la vita. Se andando a 30 all'ora probabilmente forse tutto questo non sarebbe successo, fermo restando che non doveva attraversare fuori dalle strisce. Sì, è una responsabilità, un senso di responsabilità che dovremmo avere tutti. Allora, Nicola, noi ti restituiamo la linea, adesso noi con Mattia Pizzaia e il sindaco andiamo a vedere gli altri punti. Ci siamo messi qui perché il comune nelle altre zone in cui hanno tirato giù
questi cartelli li ha pure rimossi, perché poco a poco se li portavano pure via, perché c'è anche il rischio che se li rubino. Quindi noi adesso andiamo a completare questo giro in via Cal Alta a Cappella Maggiore e per adesso ti restituiamo la linea. Grazie Lina Paronetto, Mattia Pizzaia, ovviamente anche la sindaca Maria Rosa Barazza. Restiamo in zona Marca Trevigiana con l'intervento dei Vigili del Fuoco a Vedelago. Poco prima delle 20, un incendio divampato all'interno di un magazzino di edilizia. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Castelfranco e Asolo con i volontari, con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato il materiale stoccato all'interno di un locale del magazzino. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, probabilmente di natura elettrica, quindi un cortocircuito. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima delle 23. Ancora la cronaca, ma andiamo a Vicenza adesso. Coltello puntato al collo, la minaccia e poi la rapina. La vittima in pieno centro storico, appunto a Vicenza, giovedì sera alle 23, lo chef di un noto ristorante che stava tornando alla macchina per andare a casa, e ovviamente all'ennesimo episodio di criminalità in centro storico a Vicenza. Ce ne parla Luisa Bertini. Sicurezza in centro storico, ennesima rapina ai danni dell'aiutante di un importante chef del Vicentino che è uscito dalla pizzeria, è stato minacciato con un coltello e i malviventi gli hanno portato via del denaro. Rapine in centro che capitano soprattutto negli ultimi mesi. Io sono in compagnia di Sergio Sorarù, titolare di una pasticceria proprio del centro storico, che ha subito una rapina ancora a settembre. Come si vive la situazione qui in centro? Le notizie che arrivano sono molto preoccupanti. Il freddo ha sicuramente aiutato a sfoltire un po' i senza tetto dai luoghi principali, ma non è che siano spariti, basta guardare dietro l'ex tribunale oppure in zone un po' più appartate come le scalette di Monteberico o qua in pieno centro verso Piazza Castello. Ci sono notizie di aggressioni, ci sono continue notizie di vetri delle auto sfondate in pieno centro, per cui zone soggette a telecamere, per cui sono personaggi che non hanno paura di niente, di farsi riconoscere. Evidentemente godono anche dell'impunibilità e le aggressioni continuano, piccole o grandi che siano, bisogna sempre stare attenti. C'è un mondo di gente che si muove di notte tra camerieri, titolari che finiscono il turno, finiscono e chiudono il loro locale serale a ore tardi, e qualcuno che arriva prima come me, e bisogna veramente camminare con le orecchie sempre tese, ascoltare i rumori, guardarsi sempre alle spalle, che non arrivi qualcuno e non spunti qualcuno da dietro qualche colonna, da dietro qualche angolo. Tra l'altro qui in centro storico molti dei commercianti si sono dotati anche della videosorveglianza proprio per tutelare anche i dipendenti. Sì, certo, la videosorveglianza non la ritengo un vero deterrente, perché questi agiscono veramente alla luce del sole oppure davanti alle telecamere anche del comune, però comunque sono un aiuto dopo per la polizia per individuare queste persone. Certo ci vorrebbe un proseguo dopo, perché una volta individuate non possono semplicemente essere liberati di nuovo, quello è sempre l'ennesimo problema. E lei invece, tornando alla sua esperienza personale, adesso come vive la situazione? C'è più paura? C'è più tensione sicuramente. Personalmente diversifico, metto il portafoglio da una parte, le chiavi dall'altra, il cellulare da un'altra ancora e cerco di stare attento, in modo che in caso di un'altra aggressione non possano portare via tutto in un colpo solo, almeno quello. Ancora la sicurezza e la lotta al degrado, ma torniamo a Padova. Il questore ha ordinato il controllo di una struttura abbandonata in città. Trovati 3 stranieri, un tunisino è stato espulso. Continuano i controlli nei casolari e negli edifici abbandonati in città dopo i tragici fatti dell'Epifania, quando 3 giovani stranieri sono morti per le esalazioni di monossido all'interno dell'ex Configliachi, struttura lasciata al degrado nel quartiere Arcella. Dopo i controlli sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, nella struttura abbandonata di via Goldoni dietro al tribunale, all'alba di ieri il blitz dei poliziotti di quartiere delle Volanti in via Corrado in zona Stanga per verificare le condizioni di una struttura abbandonata al degrado, nascosta dal giardino e da una fitta vegetazione, e quindi luogo ideale per bivacchi e accampamenti di fortuna. Tra rifiuti e sporcizie i poliziotti hanno trovato anche una tenda adibita a giaciglio, effetti personali e pezzi di ferraglia. Durante il controllo sono stati trovati 3 stranieri che vi avevano trovato rifugio. Al piano superiore dell'edificio c'erano infatti 2 ghanesi di 37 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e senza precedenti, mentre un cittadino tunisino 65enne si era creato un giaciglio di fortuna al piano terra. Quest'ultimo, privo di documenti, è stato accompagnato in
in questura dopo essere stato identificato. Visto i numerosi precedenti per immigrazione clandestina e falsa identità, per lui è stata disposta l'espulsione. I ladri, le razzie scatenati, i ladri a Mogliano e anche armati, a quanto pare, come ha raccontato una delle vittime di questi raid. In camera da letto ho trovato un coltello a serramanico parecchio grande che i carabinieri hanno sequestrato, quindi a maggior ragione dovesse risuccedere vorrei risuccedesse così. Io non c'ero, il cane sta bene. Questa residente di via Michelangelo è consapevole di quello che sarebbe potuto accadere se solo fosse rientrata in casa mentre c'erano ancora i ladri armati di un coltello ritrovato abbandonato in una delle stanze. Questa zona, a 2 passi dalla chiesa di Zerman, è solo una delle tante prese di mira a Mogliano negli ultimi giorni dai malviventi. Qui il colpo tra le 19 e le 21 in un quartiere residenziale. I ladri probabilmente hanno tenuto sott'occhio i movimenti dei padroni di casa prima di introdursi da una delle finestre della cucina. Era appena andato via mio papà alle 7, per cui loro stavano aspettando di vedere lui uscire. Il cane era dentro, è spaventato, ma credo non gli abbiano torto neanche un pelo. Dopo aver girato indisturbati per la casa e aver messo a soqquadro ogni stanza, sono scappati portando con sé anelli e braccialetti, ricordi di famiglia spariti per sempre, ignorando alcuni elettrodomestici costosi. Uno stupido fonetto da 20-30 euro da viaggio e se lo sono portati via. Nei giorni scorsi i movimenti in azione anche in via Selve, in una strada trafficata con diverse abitazioni. In una di queste, intorno alle 17:30, sono riusciti ad entrare passando da una finestra posta sul retro, portando via oggetti in oro dal profondo valore affettivo. In un'altra villetta, invece, i ladri hanno atteso che marito e moglie uscissero per andare al supermercato intorno alle 11 prima di tentare il colpo. Hanno tentato di forzare il serramento. Una volta che si è aperto leggermente è intervenuto il sistema d'allarme. Nel giardino di Diego Bianchini invece i ladri sono solo transitati, incuranti della presenza del padrone di casa e di diversi operai. Sono circa le 10 del mattino. Erano passati da casa mia delle persone per poi andare a compiere un furto ai vicinanti qui e il vicinante credeva che appunto fossero degli operai che stavano lavorando. Sempre Bianchina racconta di un altro colpo accaduto poco distante dalla sua abitazione. In questo caso i ladri sono stati immortalati da una telecamera. Queste persone operavano praticamente in 3 dal video. I 2 smontavano, uno restava in automobile e diciamo che quello in auto faceva da palo e gli altri agivano. Adesso Diego, professione giardiniere, teme che possano tornare portando via gli attrezzi che utilizza per il suo lavoro. Adesso sì, chiudo di più, ho messo degli allarmi, è preoccupante. Preoccupazione la sua, condivisa anche da altri residenti. Sei dentro la tua casa che non la senti più tua perché è stata violata. La sicurezza anche nelle carceri. Il Consiglio regionale approva la proposta della leghista vicentina Silvia Maino, dotare gli agenti di polizia penitenziaria di taser, e la sperimentazione potrebbe partire proprio dal carcere di Vicenza. Taser agli agenti di polizia penitenziaria. In Regione è passata la mia mozione per dotare i nostri agenti delle nostre carceri di un importante strumento di difesa per loro stessi. Ora è il momento di portarlo a Roma. Taser agli agenti di polizia penitenziaria. La proposta della consigliera regionale vicentina Silvia Maino viene approvata in Veneto e ora passa al governo perché dia il via libera. E la sperimentazione potrebbe essere fatta proprio nel carcere San Pio X di Vicenza. Sarebbe una bella opportunità, ce lo chiedono i nostri agenti, anche perché sarebbe uno strumento di deterrenza importante. Quindi se si partisse da Vicenza sarebbe un ottimo risultato. Pensieri e parole della consigliera regionale della Lega, Silvia Maino, che oggi ha incontrato il nuovo direttore del carcere San Pio X. Oggi ho incontrato il direttore del carcere di Vicenza, una donna molto giovane, la più giovane direttore di carcere di tutta Italia, la dottoressa Luciana Tretta, di 28 anni. Il colloquio è stato un colloquio molto cordiale, ho trovato una persona molto preparata che di sicuro saprà mettere a frutto la sua preparazione anche per la nostra casa circondariale. E sono tante le sfide che attendono il carcere San Pio X di Vicenza, che secondo l'Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria ha diversi problemi. Oggettivamente qui abbiamo un surplus di agente in meno di circa 80 unità del comparto polizia penitenziaria. Del comparto ministeri abbiamo un aggravio di assenza di almeno 10 unità
E da ultimo, dal concorso pubblicato ieri, finito degli educatori, Vicenza 0 assegnazioni perché non rientra nel piano previsto dallo stesso Ministero, quando qui è stato costruito un carcere nel 2017 con un ampliamento di 160 posti. Esempio banalissimo, come costruire una scuola e non avere i docenti per far sì che la scuola funzioni. Questa è la situazione e allora noi di Rete Veneta riproponiamo un'idea che avevamo già lanciato nel 2019, l'istituzione di un osservatorio delle carceri, perché si possano misurare i miglioramenti e i risultati dell'azione politica sul sistema penitenziario. L'osservatorio proposto da Rete Veneta sarebbe una buona opportunità per tutta la filiera per un buon funzionamento delle strutture penitenziarie. La proposta di Rete Veneta sull'osservatorio merita di essere portata avanti, quindi come consigliere regionale mi attiverò immediatamente per trovare anche in seno al Consiglio regionale dei soggetti che intendano lavorare in questo progetto. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci con Focus TG, torniamo nella Marca, la cronaca giudiziaria, 25 anni al killer di Elisa Campeol, fu uccisa a coltellate e mutilata sul Greto del Piave. Meritava l'ergastolo, per come è morta e per come quello che ha fatto meritava l'ergastolo. Sì, per quello che gli ha fatto sì. Sì, per quello che gli ha fatto. Mamma Mirka e papà Eligio Campeol lasciano il tribunale di Treviso con un groppo in gola. In silenzio hanno assistito alla lettura della sentenza nei confronti di Fabrizio Biscaro, il killer di Elisa, la loro figlia, massacrata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Una mattanza, forse uno dei crimini più atroci della storia recente della Marca. La pronuncia in corte d'assise a metà mattina. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto ai contestati aggravanti, per l'effetto condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare. La pubblica accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Biscaro il riconoscimento totale della capacità di intendere e di volere, due richieste agli antipodi, in mezzo le 20 coltellate inferte sulla barista 35enne di Pieve di Soligo che all'Isola dei Morti stava semplicemente prendendo il sole quando l'uomo l'ha sorpresa alle spalle, una vittima casuale quindi. Il sangue aumentava in me il desiderio di fare del male, ha poi detto Biscaro agli inquirenti. Con quel coltello comprato il giorno prima in un market, l'operaio di Col San Martino le aveva reciso di netto anche parte dell'orecchio sinistro, un orrore senza fine. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro, nonché dei campioni biologici inatti, degli indumenti e accessori, zainetto, cintura, mascherine, coltello multiuso, occhiali, zainetto, frigo, eccetera, molti dei quali recanti tracce ematiche a cura della polizia giudiziaria operante. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, mamma Mirka ricorda Elisa come una figlia buona, esemplare, solare. Me l'ha massacrata, all'obitorio non l'avevo nemmeno riconosciuta, meritava l'ergastolo, ma spero almeno non ci siano sconti di pena. Sarebbe una presa in giro, le sue parole. Dall'altra parte l'avvocato della difesa, Rosa Parenti, le sentenze non si commentano, si appellano. La dichiarazione a margine che fa intendere come la vicenda processuale del massacro di Moriago non sia finita qui. E non è ancora stato sciolto il nodo della misura di detenzione. Biscaro si trova in una struttura protetta a Verona, ma potrebbe finire in carcere a Montorio nella sezione di Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. Dal punto di vista giudiziario sì, possiamo dire soddisfatti, se soddisfatti può essere la parola più corretta. Certo, da un punto di vista morale la famiglia aspettava il massimo della pena e forse speravamo il massimo della pena, ma anche da questo punto di vista possiamo dire che la giustizia per il momento
ci ha dato ragione. Difficile parlare di soddisfazione, un termine che male si concilia con l'orrore. Di certo la condanna a 25 anni di Fabrizio Biscaro per il massacro di Elisa Campeol dice che l'uomo, oggi 38enne, era capace di intendere e di volere. L'ultima perizia, che era infatti stata considerata una super perizia e che ha interessato il dottor Lezzi, che ha fatto una consulenza molto approfondita, quindi sì, è stata presa in considerazione quella. Bisogna comunque leggere le motivazioni della sentenza, ancora adesso è prematuro. In fase di incidente probatorio, una prima perizia aveva detto il contrario, ovvero che Biscaro fosse completamente avulso dalla realtà, totalmente incapace sia di intendere sia di volere. Su questo la difesa dell'uomo sembra intenzionata a non voler mollare la presa, soprattutto ai fini della misura di detenzione, con la Corte d'Assise che si è riservata di decidere a stretto giro. Due le strade: far rimanere Biscaro alla REMS di Nogara, struttura psichiatrica per autori di reato, o portarlo nel carcere di Montorio, sempre nel Veronese, dove c'è una TSM, una sezione dedicata di recente istituzione, quella per intendersi dove si trova anche Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. La richiesta dei familiari di Elisa sul punto è ferma. Che venga applicata una custodia cautelare un pochino più restrittiva, naturalmente il carcere. Se poi c'è la possibilità di conciliare la custodia cautelare in carcere con una cura psichiatrica, come richiesto dalla difesa, questo va bene anche per l'imputato che ha dimostrato di avere alcuni problemi. Adesso le nostre tasche, le tasche dei veneti, a causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e il 2023 pari al 14,5%, la famiglia media veneta ha speso in questi ultimi 2 anni, pensate, circa 3.500 euro in più, a dirlo l'ultimo report della CGA di Mestre. In quest'ultimo biennio l'aumento mensile è stato pari a 290 euro. In Veneto i rincari più importanti hanno interessato le bollette di luce e gas, il sistema ricettivo, i trasporti, i prodotti alimentari, in particolar modo lo zucchero, il riso, l'olio d'oliva, il latte a lunga conservazione e il burro. A delineare il quadro è l'analista, il direttore della CGA di Mestre, Paolo Zabeo. A causa dei rincari, negli ultimi 2 anni le famiglie venete hanno subito un aumento della spesa per beni e servizi pari a 3.500 euro, una vera e propria stangata. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei centri storici e anche nelle periferie il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le saracinesche abbassate sono in costante aumento. Sempre più persone in difficoltà economica che fanno fatica, lo sappiamo, anche ad acquistare farmaci. Per questo dal 6 al 12 di febbraio sarà possibile donare farmaci nelle farmacie del Veneto, in 56 quelle vicentine. Cresce la povertà sanitaria in Italia. Secondo i dati dell'osservatorio Opsan, nel 2023 sono state oltre 427.000 le persone che si sono trovate in stato di povertà sanitaria e hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 1.892 realtà assistenziali convenzionate con banco farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure. Tradotto in numeri, rispetto al 2022 c'è stato un aumento del 10,6%. Per far fronte a questa difficoltà, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio in 56 farmacie della provincia di Vicenza sarà possibile aderire alla giornata di raccolta del farmaco, organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il sostegno di Federfarma. Farmaci da banco di pubblico utilizzo saranno raccolti nelle farmacie volontarie e attraverso le associazioni del territorio di volontariato, che ringraziamo, potranno essere distribuite alle utenze che soffrono di indigenza economica e sanitaria. Povertà sanitaria che preoccupa anche nella provincia berica, sottolinea il presidente della Croce Rossa Vicenza, che snocciola i numeri del 2023 relativi alle persone che hanno chiesto supporto agli sportelli sociali del territorio per richiedere farmaci, parafarmaci e presidi medici. Uno dei dati che preoccupa più la nostra associazione sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto e dei dati che stiamo raccogliendo è che sempre più persone, sempre più famiglie richiedono attività di supporto alla nostra associazione. Sono famiglie che arrivano sia dai servizi sociali dei comuni con cui noi ci relazioniamo, sia richieste da parte dei non residenti. L'aumento è
indicizzato nel più 20% rispetto all'anno precedente, e questo è un numero che sicuramente ci preoccupa. E di sanità, ma non solo di sanità, parliamo nel prossimo collegamento con Filippo Fois, che si trova a Venezia insieme a Sandro Ponchio, perché c'è un importante convegno in corso in centro storico a Venezia su un tema delicato, l'oblio oncologico, questo alla vigilia della giornata mondiale della lotta contro il cancro. Presenti anche tra i tanti persone illustri, ovviamente ci sono anche due ministri del nostro governo, cioè Calderoli, il ministro Roberto Calderoli e la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. Allora, Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi prendiamo la linea dalla sede di The Human Safety Net alle procuratie vecchie di Piazza San Marco. Diciamo che la legge di cui si discute oggi, dell'oblio oncologico, è una legge che gode di un sostegno bipartisan. Abbiamo avuto modo di appurare anche nelle interviste che abbiamo fatto con gli importanti esponenti che hai appena detto, non solo due ministri ma anche un ex ministro come Maria Elena Boschi, che è la prima relatrice di questa legge. Ed è stata anche un'occasione per affrontare altri temi, per esempio quello sul trattamento di fine vita, che come sapete ha avuto un percorso piuttosto travagliato nel nostro Consiglio regionale, ma anche di parlare di riforme istituzionali, naturalmente con i due ministri, per quello che riguarda il premierato e anche naturalmente e soprattutto per quello che riguarda l'autonomia. Quindi io lancerei subito le interviste che abbiamo raccolto pochi minuti fa. Sia l'autonomia che l'elezione diretta nel nostro programma era del Presidente della Repubblica, oggi del Presidente del Consiglio, fanno parte entrambe del programma voluto e votato dagli italiani. Quindi. Adesso si arriva alla Camera, che tempi prevede? Proprio giovedì questo sarà l'incardinamento della prima commissione Camera del provvedimento, dopodiché i tempi li stabilisce il Parlamento, prima si fa e meglio è. Si aspetta resistenza? Ma credo che il lavoro più grosso fosse l'esame che abbiamo fatto al Senato, il confronto con tutte le forze della coalizione. È stato sviscerato ogni piccolo angolo di quella legge, quindi mi auguro che possa essere approvata in versione definitiva. Poi è evidente che se si evidenziassero degli errori si correggono. Approfittando della presenza di Calderoli e della Casellati, due ministri che sono legati alle riforme sia del premierato che dell'autonomia delle regioni, qual è la vostra posizione su queste riforme che stanno arrivando quasi a conclusione, sembrerebbe? Beh, la strada è ancora lunga, direi, no? Non sono arrivate a conclusione, anzi per quanto riguarda il premierato sono solo all'inizio di un percorso. Noi abbiamo sempre detto come Italia Viva che la nostra proposta era l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'abbiamo scritto nel programma elettorale, che il sindaco d'Italia era il nostro modello, quindi diciamo che siamo d'accordo su quello che è l'intento, cioè dare più stabilità ai governi e dare più voce ai cittadini che con l'elezione scelgano direttamente chi guiderà il Paese. Quello che non ci convince è come è stata scritta questa riforma dal governo, ci sono molte lacune, ci sono molte cose che mancano, c'è comunque un'assenza totale di una riflessione sul bicameralismo paritario, che è una delle cose che non funziona purtroppo nel nostro sistema. Mi sembra che lo stesso Presidente Pera, che insomma è un autorevole ex Presidente del Senato ma senatore di Fratelli d'Italia, abbia detto che nemmeno gli emendamenti che la maggioranza ha preparato siano condivisibili, anzi che aumentano la confusione e il pasticcio. Quindi noi faremo le nostre proposte in Parlamento per cercare di migliorare quel testo e vediamo se la maggioranza le accoglierà. Sull'autonomia differenziata diciamo che è più complesso, noi non siamo contrari all'autonomia differenziata assolutamente, anzi quando abbiamo presentato le nostre riforme nel 2016 avevamo addirittura proposto un Senato rappresentativo delle regioni e degli enti locali, quindi dando più forza alle autonomie. Questa dunque è Maria Elena Boschi, prima relatrice della legge sull'oblio oncologico. Per quello che riguarda la riforma del premierato e dell'autonomia delle regioni, naturalmente tutti gli approfondimenti assieme ai ministri Calderoli e Casellati saranno nelle nostre prossime edizioni di una giornata che qui a Venezia insomma è stata contraddistinta da una presenza massiccia del governo a poche centinaia di metri da dove ci troviamo a Rialto. Il ministro della giustizia Nordio ha incontrato anche gli avvocati del Triveneto. Nicola. Grazie a Filippo Fois. Secondo break pubblicitario e ultimo break pubblicitario, poi di nuovo in diretta.
Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo subito a Bassano, fremono le strategie politiche per le comunali, il PD scalda i motori, c'è il candidato del centro-sinistra a Bassano, è così Alex? Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, proprio in questi minuti il PD e il centro-sinistra a Bassano hanno ufficializzato il nome del loro candidato sindaco per le elezioni amministrative di giugno, sarà Roberto Campagnolo. Noi siamo qui in compagnia con Angelo Vernillo, consigliere comunale di Bassano, perché la scelta è ricaduta su Campagnolo, si erano fatti tanti nomi, circolava anche il nome di Angelo Vernillo come possibile candidato, alla fine una decisione che racchiude quale significato? Racchiude il significato di trovare una sintesi tra due esperienze politiche, il Partito Democratico e la lista civica Bassano Passione Comune, che aveva espresso il mio nome, che mi onora insomma di questa scelta. Abbiamo trovato una sintesi su Roberto Campagnolo, perché Roberto Campagnolo può interpretare in questa fase al meglio, con coerenza, quelle che sono le linee programmatiche che in questi anni abbiamo condiviso e che adesso andremo a dettagliare insieme nel costruire un programma elettorale specifico, ma soprattutto perché Bassano ha bisogno di ripartire, di far ripartire il futuro. 5 anni che la città è immobile, 5 anni che la città non riesce a dare risposte e non riesce soprattutto ad ascoltare i cittadini, 5 anni in cui un'amministrazione di centrodestra a guida Elena Pavan, a guida Lega, non è riuscita a parlare con i cittadini, non ha difeso la nostra sanità pubblica, ha lasciato in mano a noi la possibilità di difendere quello che sono i diritti dei cittadini. Ecco, una situazione politica, la delineavi bene, ancora confusionaria sotto certi punti di vista in città, perché se è vero che insomma, il centro-sinistra ha espresso il nome di Roberto Campagnolo, dall'altra parte non si sa ancora cosa faranno Lega, Fratelli d'Italia, cosa farà la sindaca uscente Elena Pavan. Egoisticamente, facendo un po' il gioco della politica, perché insomma si corre per vincere, voi cosa vi augurate, chi vi augurate di trovare dall'altra parte dello schieramento? Beh, noi ci auguriamo di trovare dall'altra parte dello schieramento delle persone che abbiano a cuore la città e che siano competenti. La riflessione che facciamo è che una sindaca uscente che dice che vuole essere ancora candidata, ad oggi non riesce ancora ad essere ricandidata dai suoi sostenitori. Quale migliore esemplificazione concreta del fallimento di questa amministrazione? Ma non è solo il fallimento della sindaca Elena Pavan se non viene ricandidata, è il fallimento delle liste che l'hanno sostenuta, delle parti politiche che l'hanno sostenuta, quindi Fratelli d'Italia e la Lega, insomma. Quindi ci auspichiamo che dall'altra parte che qualsiasi candidato sindaco abbia a cuore Bassano, abbia a cuore i temi della città e si impegni per Bassano. Ecco, diventa decisivo o potrebbe diventare decisivo anche il centro. Abbiamo dato in esclusiva la notizia del ritorno della Democrazia Cristiana, c'è Roberto Marini che è una lista civica di centro, l'ex vice sindaco, insomma sono tante le forze che si stanno schierando anche al centro, questo potrebbe essere decisivo per un eventuale ballottaggio? Ma io credo che tutte le persone, gli uomini e le donne che hanno a cuore la città di Bassano hanno il dovere e il diritto di potersi candidare, di poter raccontare la Bassano che vogliono. Poi avremo modo sicuramente di poter dialogare con tutte quelle persone che hanno a cuore la città. Ecco Nicola, allora abbiamo sentito Angelo Vernillo, dialogo aperto con le altre forze politiche di centrosinistra, ma non solo. Per il programma ci vorrà un po' di tempo, ma intanto ribadiamo la notizia: Roberto Campagnolo, candidato ufficiale per la corsa a sindaco di Bassano 2024. Grazie mille, grazie per questo importante aggiornamento ad Alex Giuliano. Restiamo a Bassano, una Bassano che vive in questi giorni, in questo weekend, l'emozione alpina, a partire da ieri pomeriggio con le note della fanfara della Brigata Giulia. Bassano del Grappa invasa dagli alpini. Una grande emozione tornare a vedere per la città le penne nere in divisa passeggiare per le vie del centro, ma soprattutto un'emozione fermarsi nelle piazze ad ascoltare le note dei brani che hanno caratterizzato le sfilate alpine suonate dalla fanfara della Brigata Giulia, aspettando la grande giornata di sabato con la consegna del cappello ai giovani militari volontari in ferma iniziale. È emozionante ritornare qua, che è già stata sede di alpini, di reparti alpini, e domani vedremo anche di far capire a questi nuovi alpini che non conta soltanto
il capo di corredo che si metteranno sulla testa, ma anche una serie di valori che verranno espressi anche dalla presenza di numerosi vecchi, cosiddetti vesci, che consegneranno loro il cappello e magari anche se ha intenzione di dargli anche un primo incipit per far parte della grande famiglia alpina, cioè dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi la tessera dell'Associazione Nazionale Alpini. Lo sapevamo che sarebbe stato bello ed emozionante, ma la realtà supera veramente la fantasia. Rivedere Bassano piena dei suoi alpini, sia pur degli allievi che riceveranno solo domani il cappello dopo la fine del corso, è una cosa che riempie il cuore. Cosa significa per voi, alpini bassanesi? Significa speranza. Che effetto fa rivedere Bassano invasa da... Parte degli alpini, noi siamo alpini, artiglieri, domani siamo un po' abituati a vedere questo tipo di abbigliamento, diciamo. Bassano nuovamente invasa dagli alpini è una grande emozione. Certo, come sempre quando ci sono gli alpini, noi che siamo poi affezionati a Bassano, che è la città alpina, e anche noi li seguiamo. E tanti bassanesi che hanno voluto rendere omaggio alle amate penne nere, ricordando la straordinaria adunata nazionale del 2008, ricordando la storica caserma Montegrappa. Ed è un'altra giornata di eventi legati agli alpini a Bassano del Grappa, a partire da questa mattina con gli alpini che hanno incontrato le scolaresche. Li ha seguiti per noi ancora Vanessa Banzato. Oggi la giornata clou di quella che è stata una settimana alpina a Bassano del Grappa. Questa mattina proprio nella sala da ponte gli alpini, i volontari in ferma hanno incontrato i ragazzi delle scuole superiori per presentare cosa significa essere allievi militari, per presentare cosa significa entrare in un mondo talvolta sconosciuto, talvolta ma solo in apparenza lontano. E allora abbiamo con noi proprio due esponenti della scuola, abbiamo un docente e abbiamo uno studente. Io inizio dal professor Riccardo Bau, docente di e-commerce social media all'istituto Marco Polo. Intanto questo può essere definito un modo diverso di fare lezione, ma soprattutto anche il dare un'opportunità ai ragazzi e alle ragazze per il loro futuro. Sì, siamo qui con i ragazzi appunto facendo un'attività sul campo, in quanto i nostri ragazzi stanno seguendo un po' l'evento, quello che è poi la loro competenza, ad esempio con la materia che stiamo seguendo con me, che è quello di seguire gli eventi, seguire un evento dal punto di vista del social media, quindi fare foto, fare dei video che poi possono essere proposti al pubblico. Stiamo appunto seguendo questo evento da qualche giorno, eravamo presenti all'incontro di presentazione di lunedì presso il Museo degli Alpini, li seguiremo anche dopo nel pomeriggio per la cerimonia della consegna del cappello e ricordiamo anche domani che siamo presenti per il tour in cui tutta la cittadinanza è invitata a seguire quello che le scuole del Bassanese vogliono far conoscere a chi ancora magari non conosce bene questo territorio. Sì, anche per i ragazzi e le ragazze è davvero una novità questa, perché vedere tutti questi alpini che girano in divisa per la città davvero è una cosa strana quasi. Sì, no, c'è entusiasmo, anche è stato particolare l'arrivo dei 200 cadetti all'interno del teatro, sì, hanno portato un po' di allegria alla manifestazione. Thomas Bertoncello, che effetto ti fa intanto venire a contatto con questa realtà così particolare? Per me è una realtà molto bella, diciamo, perché io ho avuto mio nonno che è stato alpino anche lui, quindi io fin da piccolino ho avuto tra virgolette la possibilità di stare a contatto con questo corpo, perché mi ha portato all'interno della caserma, mi ha fatto conoscere i suoi colleghi, mi ha fatto passare delle giornate in montagna, comunque ambienti molto conosciuti a livello alpino, e quindi per me è stato un progetto veramente molto stimolante. Difatti io, essendo rappresentante di classe, sono stato anche contento di partecipare anche alla conferenza che c'è stata questo lunedì, perché ha riportato in me tanti ricordi, soprattutto perché mio nonno è venuto a mancare lo scorso agosto e io a casa conservo ancora il suo cappello, quindi per me rivedere e ritornare e
essere, tra virgolette, messo in mezzo a questa giornata ha portato tanta felicità, ma tanta anche, tra virgolette, spensieratezza. Quindi ritornare a quei momenti, ripensare a quando ero con lui, per me è stato molto stimolante. Loro propongono il loro e vi illustrano il loro modo di portare avanti questo progetto che si diceva solo in apparenza è strettamente militare, è un progetto di vita in realtà, quello che stanno portando avanti questi giovani militari. Ti verrebbe voglia di provare questa esperienza? Loro stanno cercando proprio di proporre a tutte e tutti voi anche quest'altra faccia del futuro. Ti verrebbe voglia di provare? È un'esperienza molto stimolante, diciamo, perché io comunque sono un ragazzo che ama lo sport, ama stare all'aria aperta. Io sono un ragazzo che piace la montagna, piace stare in montagna, io faccio vette, quindi per me è un ambiente, come detto, anche grazie a mio nonno, molto conosciuto, e quindi sarebbe un'esperienza molto stimolante. Comunque sarebbe anche un riprendere quello che lui mi ha insegnato quando io ero piccolino, quindi sì, molto volentieri. Quindi questa è una prima esperienza che stanno facendo come alpini, come gruppo alpini a livello nazionale qui a Bassano del Grappa, una prima in assoluta proprio, questo incontro dei giovani militari con le scuole. Certo è che è il primo di una lunga serie, questo è poco ma sicuro. Nel pomeriggio, voglio ricordare, dalle 15:30 ci sarà l'ammassamento in Piazza Libertà e poi si partirà verso il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, dove ci sarà la cerimonia clou dell'intera settimana con la consegna del cappello alpino a questi giovani militari da parte dei cosiddetti Veci. Ottimo, grazie mille a Vanessa Banzato per averci illustrato questa mattinata e poi anche quello che succederà oggi in una Bassano che mai come questa settimana, insomma, di recente è così alpina. In chiusura vi ricordo una notizia con cui abbiamo aperto dai siti nazionali, e cioè la morte a 86 anni di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, dall'esilio all'arresto al sogno del ritorno. È morto a Ginevra. Aveva 86 anni. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e arrivederci.